prima cosa desidero offrire i miei saluti ai membri del Sanghra, i monaci, i protettori, così come a tutti i laici che seguono in internet. È l'ultimo giorno dei nostri insegnamenti di primavera sui 50 stanze di devozione al Guru e oggi è il giorno in cui completeremo tutti gli insegnamenti sulle 50 stanze di devozione al Guru. Per questa ragione vorrei per prima cosa iniziare dal sommario, vedere dove siamo arrivati in relazione al sommario degli argomenti. Se si prende ciò in accordo al sommario degli argomenti dell'Amazon K, siamo ora al secondo passaggio, proprio all'inizio dei 3 punti delle spiegazioni principali. Il modo di seguire il Guru al momento degli insegnamenti, quindi le spiegazioni sul comportamento e così via. Abbiamo quindi come offrire gli insegnamenti in generale e in particolare poi il sommario è sul modo per seguire il Guru e quindi ci sono gli insegnamenti e poi i punti supplementari. Questi sono 2 punti, quindi i punti attualmente li abbiamo visti nei giorni precedenti e veniamo ora ai punti supplementari. Quindi la stanza che insegna i punti supplementari recita: con la consapevolezza di non dimenticanza e la dedica del loro comportamento, quando fratelli e sorelle trasgrediscono la condotta, dovrebbero impedire ciò reciprocamente con amore. E parlando della consapevolezza del non scordare, della non dimenticanza, la prima qui è la tabella con sanscrito, tibetano, cinese, inglese, e quindi Amusheta, che significa non scordare, tenere a mente, quindi la consapevolezza che non diminuisce, ciò che hai sperimentato prima, l'esperienza fatta delle cose non è scordata, cioè significa la consapevolezza della non dimenticanza. E il secondo, se parliamo del nostro comportamento nel Vinaya, nella raccolta dei 3 canestri non solo c'è il canestro del Vinaya, il Vinaya, ma anche quello che viene applicato a tutti e 3 i veicoli, in particolare il Vinaya del mantra segreto. Qualcuno che si impegna e con sforzo segue la disciplina del mantra segreto, qualcuno impegnato a mantenere la disciplina del mantra segreto. Dovremmo intendere in questo modo. Sto insegnando le prime 2 righe e le 2 righe successive si dice: quando parliamo di prevenire i fratelli e le sorelle, è in accordo qui ai fratelli e sorelle che significa dello stesso Guru, che il Guru è lo stesso, e il Guru è l'individuo, colui che offre gli insegnamenti di Dharma e le iniziazioni. E quindi fratelli e sorelle significa che sono gli amici di Dharma, i compagni di pratica di Dharma. Si dice qui quindi fratelli e sorelle, la condotta di fratelli e sorelle che trasgrediscono la condotta e quando violano il Vinaya e assumono una condotta che trasgredisce la disciplina del mantra segreto. Quindi l'un l'altro qui significa reciprocamente, guardate il verso, dovrebbero prevenire, impedire reciprocamente con amore, reciprocamente l'un l'altro significa che sono amici di Vajra, fratelli di Vajra, quindi si dovrebbe fermare la condotta che trasgredisce la disciplina del mantra segreto. Gli altri amici
di Dharma dovrebbero offrire consiglio dicendo non dovresti fare così, dovrebbero proteggerti da ciò. E similmente, quando i tuoi amici di Dharma o altri amici di Dharma si comportano in modi che trasgrediscono la disciplina del mantra segreto, dovresti offrire loro consiglio, non dovresti fare questo, prevenire l'errore con amore. Qui amore significa, quindi in inglese diciamo con amore. In sanscrito si dice pritiya. E quindi amore qui significa prendersi cura l'uno dell'altro, accudirsi reciprocamente. Quindi bisogna parlare in modo gradevole, gentilmente. E se dovete parlare in maniera aspra, allora si può criticare, redarguire. Si può usare anche il rimprovero come un modo per impedire, per prevenire, e il rimprovero da rivolgere. Lo sai che questo è uno dei voti di Vajra che dovresti proteggere? Quindi dovresti fermarti e non trasgredire il comportamento, non dovresti fare così. Quindi ciò, sia che tu gli parli in maniera gentile o con forza, qualsiasi cosa tu debba impedire, dicendo che gli amici di Dharma impediscono reciprocamente. Se guardiamo quindi secondo il commentario di Lama Tsongkhapa, fondamentalmente esprime lo stesso significato, e la ragione è che perché non ti scordi il tuo samaya, prima di poter dire qualcosa all'altro, il tuo comportamento dovrebbe essere nelle regole, secondo le regole del Vajradhara, senza trasgressione. Queste sono le basi. Quindi quando tu stesso non violi la personale disciplina, quando il comportamento di fratelli e sorelle va oltre i limiti delle regole, dovresti fermarli. E quindi dovresti fare ciò con pensieri amorevoli l'uno per l'altro, dovreste aiutarvi reciprocamente. Quanto ha detto da Chuck Lotsawa è che la consapevolezza della non dimenticanza, questa è la frase, giusto? E questo è facile da comprendere. Ciò che questo ci insegna è che praticamente quando siamo al servizio del guru, quando si serve il guru, ci si prende cura del guru, quando si è a fianco al guru, ci insegna come dovremmo vedere i nostri amici di Dharma, come si dovrebbe creare la connessione con loro, e questo viene insegnato in maniera indiretta. Similmente c'è anche un passaggio sulle istruzioni di Mikhe Dorje Sangye Chak. Sì, non dobbiamo qui analizzare parola per parola. Il punto principale è che per i monaci, per esempio, in generale, se sei un monaco, hai amici e parenti che conosci. Quando eri un capofamiglia, per esempio, e quindi non dovresti cercare di accontentarli, non dovresti contattarli spesso perché hai lasciato la famiglia, sei lontano da casa. Ora è come tu fossi senza dimora, hai abbandonato il tuo lavoro di capofamiglia o il lavoro e l'attitudine di ciò. Sei andato
oltre, quindi se sei in stretto contatto con i tuoi amici, parenti, genitori, come quando eri il capofamiglia, si può dire che non è appropriato, cioè è qualcosa che non si dovrebbe fare. Comunque, con le persone che hanno lo stesso guru radice, gli studenti dello stesso guru, coloro che seguono lo stesso linaggio di Dharma, in quel momento diventano i tuoi nuovi parenti. Hai lasciato i tuoi parenti mondani, ma ora hai nuovi fratelli e sorelle di Dharma, che sono coloro con cui dovresti stabilire delle relazioni, perché siete ora parenti nel Dharma, amici di Dharma. Sono come i tuoi alleati e accrescono ogni tua qualità. Sono coloro che sono in grado di offrirti l'assistenza di cui hai bisogno per accrescere nell'esperienza e nelle realizzazioni di Dharma e che ti possono aiutare, in particolare se hai ricevuto iniziazioni nello stesso mandala e nello stesso momento, siete considerati coloro che vengono chiamati fratelli e sorelle di Vajra. Quindi questi sono i tuoi fratelli e sorelle di Vajra e questi sono molto importanti e dovresti avere una cura ancora maggiore per essi. E comunque, perché qualche volta anche con gli amici di Dharma, con gli amici di Vajra, se non si sta attenti, si potrebbe creare un attaccamento mondano al guru e al sangha, dicendo che siamo tutti studenti dello stesso maestro e si potrebbero fare delle azioni, si potrebbe agire sugli 8 attaccamenti mondani. Ci si potrebbe ritrovare con tanti amici di Dharma e parlare di cose senza senso, fare pettegolezzi, e questo consumerebbe il vostro tempo, un sacco di tempo. Accade così, giusto? Quindi dovremmo capire che ciò non ha senso, e con questo punto in mente, ricordando ciò che ha detto Milarepa, che quando in due aumentano ozio e pettegolezzo, e quando ci si trova in tre crescono attaccamento e avversione. Quindi quando ci si trova in due amici di Dharma si finisce a parlare di cose non importanti e c'è il pericolo che si finisca a perdere un sacco di tempo. E se ci si trova in 3 amici di Dharma, uno di essi potrebbe fare o dire qualcosa di buono o di cattivo e subito potrebbero sorgere attaccamento o avversione. Se uno fa qualcosa di buono, allora sorgerà avversione per l'altro. C'è il pericolo che questo possa accadere. E questa è la ragione per cui con gli amici di Dharma non si dovrebbe parlare di ciò che accresce l'attaccamento o l'avversione, perché queste potrebbero diventare le basi per le 8 occupazioni mondane. Oppure se perdete tempo in attività mondane non dovreste avere troppa connessione, non dovreste farvi sopraffare da questo attaccamento ed avversione. Praticamente è lo stesso. Quando vi trovate al servizio dello stesso guru, gli studenti dovrebbero naturalmente creare una connessione tra di loro e dovrebbero porre attenzione alla relazione che stabiliscono. C'è molto da dire qui, ma non è un argomento di oggi, quindi continuerò. Ora ci sono le eccezioni e si dice: nello svolgere i compiti assegnati dal guru, se a causa di malattia si debbono compiere anche delle azioni vietate, senza il permesso ma con un inchino, non ci sarà offesa se la mente rimane virtuosa. Quindi, prima di tutto, se spieghiamo secondo il commentario sanscrito, parla del permesso del guru.
di alcune attività per il guru, svolte per il guru. Sono delle attività che sei ritenuto non dover svolgere, che non dovresti fare, ma ci sono delle occasioni anche nelle quali nel farle non si procura offesa. Com'è possibile? Ad esempio, se il guru è effettivamente presente e parla di cose che dovresti fare o che non dovresti fare, dice che ci sono molte situazioni in cui si sta servendo il guru, ad esempio ci si ammala e non si è in grado di servire il guru, qui non c'è offesa, non si procura offesa. Ma come viene fatto ciò? Qual è la ragione per cui non c'è offesa? Quanto è detto è che se hai un'intenzione pura, se la tua mente è virtuosa, non c'è offesa in questo caso. Significa dunque che non c'è una caduta. Qui usano una parola leggermente diversa, ma il significato è lo stesso. E viene detto che non ci sarà offesa, non ci sarà una caduta. E la ragione per cui non ci sarebbe offesa è che la mente è virtuosa, che l'intenzione è virtuosa, per cui non c'è offesa. Quando si serve il guru, quando la mente è distante da lui, non c'è eccitazione, c'è una distanza, anche se si è in grado di farlo, ma non si ha il desiderio di farlo. Ecco, non parliamo di occasioni come queste. Si parla invece di quando il corpo non permette di farlo, si è inabilitati. Questa è la ragione per cui non viene fatto e non è qualcosa che si potrebbe fare ma non si fa. Per questa ragione, se non è perché intenzionalmente manca la fede, ma è il corpo che è ammalato in quella situazione. La mente pensa che vorrebbe farlo, ma il corpo è incapace. Ecco, in queste condizioni non c'è caduta, anche se si agisce in una maniera proibita. In generale si dovrebbe fare ogni cosa che il guru dice di fare, ma in particolare se ci sono delle situazioni particolari e non c'è offesa se non si agisce così. Quindi se leggiamo il commentario del signor Tsongkhapa, di Lama Tsongkhapa, dice che non c'è offesa al guru se si è ammalati, perché non ci si comporta disprezzandolo, criticando o irritando il guru. Ovviamente in nessuna condizione è permesso fare ciò, ma ci sono delle altre regole, per esempio non camminare davanti al guru, non sedere sul letto in presenza del guru. Ci sono certe regole che nelle condizioni di ammalato o altro c'è il permesso di fare, si fanno delle eccezioni per queste. Quindi per alcune cose c'è il permesso, per altre non c'è il permesso. Dobbiamo essere in grado di fare distinzioni. Per esempio, irritare il guru, criticare il guru, disprezzare il guru, a prescindere da quale circostanza causi ciò, non si ha il permesso di farlo. Ma se si pensa in termini di sedere su un letto, camminare davanti al guru, ci sono situazioni che possono crearsi nel servire il guru e in quelle situazioni c'è il permesso. Per esempio, se una persona è ammalata e desidera aiutare il guru, ma
a causa della malattia non è in grado di attuare il servizio, ecco, in quell'occasione ci può essere il permesso che viene dato loro di sedere sul letto in presenza del guru, cose che sarebbero proibite. Perché? Grazie alla mente pura, virtuosa. Non è perché sono irrispettosi nei confronti del guru, ma perché il corpo è incapace, la mente è pura, virtuosa e quindi non c'è offesa, non viene fatta offesa. In queste occasioni si dovrebbe assolutamente chiedere il permesso al guru o no? È una domanda. Come si dovrebbe chiedere? In realtà, in quelle condizioni, anche se non si chiede il permesso, non ci sarà offesa. Perché chiedere per ogni cosa il permesso può diventare complicato, quindi per evitare di essere complicati, anche senza chiedere il permesso non c'è offesa. Ora, la traduzione di Chaklozawa in relazione alla malattia e ai compiti del guru, se devi compiere ciò che è proibito senza il permesso, ma con un inchino, non ci sarà offesa se la tua è una mente virtuosa. Quindi, secondo questa traduzione, non è solo quando si è ammalati, ma ci sono anche delle mere regole per le quali, anche senza il permesso del guru, potrebbero essere trasgredite senza rendere offesa. E parlando di come non diventano offese, è descritto nel testo di Vajrasadhya di Champadrapa, e le parole dicono: quando ci si ammala e le facoltà vengono impedite per il beneficio di altri, per un grande scopo, se necessario insegnare il non sorgere, per acquisire capacità quando permesso, quando istruiti o quando ci fosse un ostacolo, sia inteso che non ci sarà offesa. Quindi se devo dare una spiegazione di questo, il significato è seguire le istruzioni del proprio Vajradhara. Per primo, quando si è ammalati è facile comprendere, quindi quando gli elementi fisici sono disturbati e quindi ci sentiamo poco bene. E questa è una ragione. La seconda è il perdere l'indipendenza. Quando è che perdi l'indipendenza? Quando non hai più il controllo, quando si è sotto il controllo di altri e non si ha più il controllo personalmente. Questa è un'altra ragione per cui ciò potrebbe accadere, quindi potreste dover compiere azioni non permesse, quando si è persa l'indipendenza. L'altra ragione è per il beneficio di altri o per un grande scopo. Quindi a beneficio di altri, se per beneficiare altri talvolta devi compiere azioni che altrimenti non dovresti compiere, similarmente per un grande scopo, quando c'è grande beneficio, quindi per quella ragione. E l'altra è essere stabile nel non sorgere, dove stabile qui significa c'è un spell in diverse occasioni, qualche volta significa stabile, altre volte insegnamenti. Penso sia più semplice con lo spelling di stabile, con il significato di stabile. Quindi stabile nel significato del non sorgere. Se si è stabili nel non sorgere, nella vacuità, nel significato del profondo, se si ha un samadhi stabile o una comprensione stabile. Qualche volta potrebbe non esserci errore, così come quando si guidano gli altri, quando ci si prende cura dei propri studenti, potrebbero intervenire delle particolari necessità nel guidare gli altri. Lo scopo quindi è di guidare qualcun altro per indirizzarlo, per la particolare ragione di doverli ispirare al Dharma, questa è la ragione. E poi dice quando si guadagnano abilità e quando si è ricevuto il permesso. Acquisire abilità quindi
significa quando si ottengono realizzazioni estremamente potenti, realizzazioni, occasioni quindi, anche se non vengono enfatizzate le varie cose minori, va bene. Quando istruiti o quando c'è un ostacolo, questo significa quando istruito, per esempio, quando ci viene detto da un superiore, per esempio una divinità, quando il guru ci dice che è possibile agire in questo modo, ci offre il permesso di fare qualcosa. In quelle situazioni, anche in quelle situazioni qualche volta ci sono alcune altre indicazioni nelle 50 stanze di devozione al guru dove viene permesso di fare senza offesa. E l'ultima di queste è quando c'è un ostacolo. Che significa un ostacolo? Un ostacolo alla propria vita. La nostra vita è importante, giusto, per ognuno di noi. Quindi quando c'è un pericolo grande, un ostacolo per la vita, una minaccia reale, allora qualche volta si possono fare cose che non è permesso fare di solito. Questo tipo di azioni. In ogni caso ci sono molte condizioni che non portano offesa. Esempi di non offesa. Quindi ora continuando, la terza è il riassunto del modo di seguire il guru. Che bisogno c'è di tanto parlare qui? Si faccia ogni cosa che fa piacere al guru, si abbandoni ogni azione che sia spiacevole, ci si sforzi di attuare entrambi questi punti. Quindi ora il significato sulla base del commentario sanscrito, per riassumere i modi per seguire il guru, per dare un riassunto di modi diversi che sono stati insegnati. Molti modi sono insegnati con queste 50 stanze. Se continuiamo a dire altro, non diremo molto. Molto qui significa ripetere ripetutamente, dire ripetutamente. Dire, non c'è bisogno, non ha senso dire troppo. Continuare a ripetere. Quindi il punto fondamentale che dobbiamo comprendere qui è c'è bisogno di compiere qualsiasi cosa, ogni azione che compiace al guru. Questo è qualcosa che dovremmo fare. Vi mostro questa parola, non so adesso se riesco qua. Dice fondamentalmente che bisogna fare ciò che il guru trova piacevole. La parola usata qui dice Gandangan, in sanscrito, tutto ciò che compiace il guru. Qualsiasi cosa piaccia al guru, c'è bisogno di farlo con grande sforzo. E questo è un punto fondamentale. Abbandonare ogni azione che non compiaccia al guru, che crea dispiacere al guru, che non piace al guru. Il punto è sia l'azione errata o meno, se il guru è compiaciuto, non è un'azione, un comportamento errato, mentre se è dispiaciuto il guru, il comportamento è errato. Quindi abbiamo bisogno di abbandonare ogni azione che è spiacevole. Si dovrebbe fare tutto ciò che rende il guru felice ed evitare ogni azione che rende il guru infelice.
Prendiamo questo seguendo il commentario dell'Amazon K. Il punto principale è lo stesso. Quando ci si trova al servizio del guru non c'è bisogno di dire tanto a riguardo. Si deve comprendere il punto fondamentale del seguire il guru. Ovvero si dovrebbe fare ciò che compiace il guru, si dovrebbe imparare che cosa compiace al guru e fare ciò. Ed in ogni azione che dispiace al guru dovrebbe essere abbandonata. E se sono state fatte in passato azioni che hanno causato dispiacere al guru, si dovrebbero confessare e pentirsene e ci si dovrebbe sforzare per non commetterle di nuovo nel futuro. Il riassunto delle 50 stanze di devozione al guru, ci sono 2 stanze, la seconda recita: è stato lo stesso detentore del Vajra a dire la realizzazione deriva dal maestro. Nel comprendere ciò, comprendendo ciò, con l'intero essere, in ogni modo, si compiaccia pienamente il guru. Intendendo questo in accordo al commentario sanscrito, le siddhi del sovramondano, le siddhi del mondano o le siddhi supreme comuni sono ciò che si intende con siddhi. Quando si dice che le siddhi, le realizzazioni derivano dal guru, l'ottenere le siddhi supreme o comuni dipende dal guru, è in conseguenza al guru, poiché ciò dipende dal guru, perché è ciò che è insegnato dal detentore del Vajra, da Vajradhara. Quindi le siddhi supreme, ordinarie, se le otteniamo noi stessi o meno, se noi possiamo realizzare gli ottenimenti supremi o comuni, dipende dal guru, cioè detto da Vajradhara. E quindi dobbiamo comprendere bene ciò che ha detto. E si dice anche con l'intero tuo essere. Significa fondamentalmente con tutte le tue cose, con il tuo corpo, parola e mente. Quindi in tutti i modi, non solo con il tuo corpo, con la parola e la mente, ma con il corpo, la parola e la mente focalizzati univocamente o con tutti e 3, corpo, parola e mente. E in tutti i modi c'è bisogno di compiacere il guru completamente. Quindi si deve compiacere il guru. Similmente nel commentario sanscrito viene portato un esempio. Se c'è uno studente che desidera seguire il guru, è perché le realizzazioni derivano dal guru. Chi desidera ottenere le siddhi dovrebbe seguire il guru in ogni modo possa compiacerlo. Quindi i siddhi derivano dal compiacere il guru, questo è quanto è necessario fare per ottenere le siddhi. Quindi lo studente che vuole ottenere siddhi deve sapere ciò e quindi compiacere il guru è ciò che ha bisogno di fare. E anche secondo il commentario di l'Amazon K, praticamente dice lo stesso, poiché le siddhi vengono dal compiacere il guru, se si compiace il maestro di Vajra si ottengono le siddhi, se non si compiace il guru non si ottengono realizzazioni. Quindi, essendo questo insegnato dallo stesso Vajradhara, c'è bisogno di compiacere il guru pienamente, con tutto il nostro essere, il nostro maestro di Vajra. Abbiamo parlato nei giorni scorsi un po' del compiacere in guru, dell'importanza di ciò, ma per dire qualcos'altro oggi c'è la collezione dei discorsi di Dharma di Gampopa, intitolato Le perfette qualità, le qualità perfette, e ci sono svariate collezioni di discorsi di Dharma. E una intitolata Perfette qualità, è questa che dice ciò che aumenta, che sviluppa maggiormente l'accumulazione di meriti è il compiacere
il guru è ciò che è di maggior beneficio, ciò che aumenta e che sviluppa maggiormente le qualità. C'è Geshe Gyayunda che chiede a Geshe Potawa e chiede che cos'è che meglio aiuta ad accrescere, ad aumentare la raccolta di meriti, che cosa è di maggior beneficio, qual è il modo più potente per accumulare i meriti. Ed a questa domanda, dopo che gli viene posta questa domanda, Potawa rispose: puoi invitare tutti i Buddha e i Bodhisattva nel cielo di fronte a te, pensare che siano visibilmente presenti, che sono qualcosa che si può vedere con i propri occhi, anche se offri loro tutto, innumerevoli offerte, ricchezze, incredibili gioielli in grande quantità, gli offri offerte incommensurabili, innumerevoli, praticamente offri ogni tuo possedimento. E quindi inviti i Buddha e i Bodhisattva, le divinità, gli asura che non vedi, le mani mentalmente, tutte queste offerte innumerevoli gliele porgi. Se paragoni questo, il fare queste offerte incalcolabili ai Buddha e Bodhisattva, è di maggiore beneficio fare una singola offerta a un singolo poro della pelle del tuo maestro di Vajra, quindi fare un'offerta al tuo maestro di Vajra. Questo è ciò che Geshe Potawa disse a Geshe Gyayunda. E similmente come Geshe Potawa disse a Geshe Gyayunda, anche lo stesso Gampopa aveva chiesto a Milarepa la stessa domanda: qual è il modo migliore per accumulare meriti? E Milarepa rispose con una citazione dal Tantra Vajra, le 4 sedute: fare offerte a un solo poro del Guru porta più meriti che fare offerte ai Buddha dei 3 tempi. Cioè, una sola offerta a un poro della pelle del Guru è il merito più grande, così egli disse. E quando Gampopa chiese di nuovo, c'è una forma ancora migliore per raccogliere meriti, per accumulare meriti? E Milarepa rispose: certo, c'è un modo, e questo modo è praticare in accordo alle istruzioni benedette del Guru. È un modo di ottenere meriti ancora maggiori. Quindi praticamente praticare in accordo con le istruzioni del Guru è un modo in cui si può intendere anche mettere in pratica personalmente, propriamente, ogni istruzione ricevuta dal Guru con il corpo, la parola e la mente, con grande sforzo di corpo, parola e mente. Questo è un altro modo di intendere, ma penso sia proprio praticare l'istruzione come ci sono state date. Certo, ci sono anche grandi meriti nel compiere ciò che il Guru dice, ogni cosa che il Guru dice. Ci sono maggiori meriti nel fare ciò che il Guru dice. Ci sono ancora più meriti che offrire i gioielli più preziosi al Guru. Possono fare offerte concrete e immaginarie, offrire l'intero universo al Guru. Comunque ci sono meriti maggiori nel realizzare le istruzioni ricevute dal Guru. In seguito, che quello che ha detto Kado Yeshe Gumpa, che Geshe Hadro Gumpa, parlando di cosa significa Hadro. Ha è una parola per imperatore o re, quindi sta a indicare che egli era di un lignaggio imperiale o reale. Quindi si dice Ha Lama, che erano del lignaggio reale, la linea familiare degli imperatori tibetani, non necessariamente lo stesso re. E coloro che sono del lignaggio reale può essere chiamato Ha Guru. Hadro Kempo era un Geshe Kadampa realizzato e spiegò che parlare del poro del Guru sta ad indicare che è qualcuno della stessa regione del Guru, qualcuno del seguito del Guru, o il suo attendente, o anche il suo cavallo, o il cane, che quindi
quando lo vedi ricorda il guru e fare qualcosa per aiutarlo, beneficiarlo, servirlo. Se viene aiutato, se lo aiuti, è un altro modo di intendere questo. Questo quindi è un modo particolare. Altrimenti parliamo dei pori della pelle. Letteralmente tutti i pori della pelle, fare offerte ad ogni poro del guru. Se ci pensiamo a tutti i pori della pelle, se li prendiamo con una lente di ingrandimento, guardiamo ogni singolo poro del guru, puoi intendere anche qualsiasi cosa sia anche mente collegata al guru, una minima connessione con il guru, cioè qualcosa, è ciò qualcosa a cui prestare rispetto, che abbiamo bisogno di rispettare. E va a nostro beneficio fare qualcosa, vada a beneficiarli, tenendo a mente la gentilezza del guru. Questo è semplice da comprendere, giusto? Un altro modo è quella del noto Geshe Chelungpa, che disse: piuttosto che invitare tutti i moniti di Chelung a insegnare il Dharma, dai del cibo al cane di Lor Rinpoche. Quindi il suo guru era Chelungpa e viveva a Lo. Quindi anziché invitare i monaci, offrire al cane anche solo un po' di pasta per il pane, accumuliamo meriti ancora maggiori. O un po' di burro raccolto dal fondo della ciotola. A quel tempo non c'era molto burro, quindi lo si raccoglieva e lo si mandava al guru per gli insegnamenti. Poi non si sa se Cengawa lo mangiava, forse veniva offerto ai cani della zona di Lopo. E allo stesso modo ci sono anche le 800 once di oro che vennero offerte a Cengawa Lopa. Questo è un punto cruciale che il Geshe Kadampa dice che è un punto fondamentale, lui stesso disse questo. E un esempio di questo può essere qualcuno che ci offre le istruzioni essenziali. Le istruzioni essenziali non è qualcosa che rimane nelle parole. E se pensiamo all'esempio di Geshe Chenlungpa, non c'erano per lui solo le parole lì, ma pensò che egli doveva metterle in pratica. Ad esempio è la vita di Tawe Tsongpa Gyare, che è il fondatore del lignaggio Jukpa. L'insegnante di Tawe Tsongpa Gyare era Trubchen Lingrepa, che viveva nella zona di Nagpur. Quindi Tsongpa Gyare si recò a Nagpur perché voleva ricevere le istruzioni e quindi si recò a Nagpur e richiese le spiegazioni di Dharma a Lingrepa. E dopodiché, dopo averle ricevute, in 7 giorni fu capace di indossare la tunica di cotone ed era capace di stare indossando solo la tunica di cotone, mentre per una persona ordinaria questo avrebbe richiesto molto più tempo, ma per lui in 7 giorni poté meditare vestendo solo una tunica di cotone. Ma poi si ammalò ed ebbe le ulcere o il cancro, che durò per molto tempo. Una volta guarito dal cancro, trovò un cavallo selvaggio e lo prese come un buon cavallo e voleva portarlo a un Rinpoche che era a Nagpur. In quel periodo stavano costruendo un tempio, diciamo che stavano costruendo una statua di Lingrepa. E questo tempio doveva contenere questa statua, doveva essere messa dentro. Le persone che dovevano costruire il tempio erano i monaci, che capitava dovessero magari andare in ritiro per un altro compito, allontanarsi per un ritiro, e c'era in questo caso una multa di 1 d'oro.
Quindi era necessario per i monaci lavorare a questo tempio, a questa opera, e se non si poteva bisognava pagare una multa, uno sciò di oro, un grammo d'oro. Se si doveva andare via o fare un ritiro si doveva pagare uno sciò, una multa. Ma Zampachiara pensò che lui di dover copiare i manoscritti, tutte le istruzioni degli insegnamenti del guru, che a quel tempo era difficile trovare i testi, e pensò di dover rimanere nel suo ritiro di copiatura di testi. E, dovendo pagare una multa, uno show che voleva pagare, andò quindi dall'Irimpoli e gli disse: farò così. Il guru gli disse: devi recarti a Luciona a fare questo. Se rimani qui non va bene, le altre persone ti potrebbero vedere, potrebbero mettersi in competizione. Zampachiara pensò di fare come diceva il guru, ma poi più tardi, durante la notte, ci ripensò. Se il guru, dovrei compiacere veramente il guru, se non lo compiaccio ma gli arreco dispiacere, avere tutti questi testi e copiarli e ricopiarli non sarà di grande beneficio. Il guru dice che la cosa più importante è costruire il tempio. Se non lo faccio, io mi allontano per il ritiro, non sarà un'azione di beneficio. E quella sera quindi divenne triste e pianse. Il giorno successivo allora preparò un piatto colmo di zucchero e andò dal guru per offrirlo, dicendo che era pentito, che si era sbagliato, che avrebbe lavorato alla costruzione del tempio. E l'Inreppa disse contento: allora sei davvero qualcuno che capisce il guru. Qualcuno che capisce il guru dovrebbe fare proprio così. E fu immensamente compiaciuto. E poi, con grande sforzo, lavorò con grande energia, anche durante i pasti e così via. E quando gli altri sedevano in chiacchiere, egli lavorava ancor più degli altri, portando pietre e terra. Lavorò per 5 mesi così, e naturalmente riusciva a meditare in maniera profonda. E quando il tempio fu completo, in seguito poté completare la copiatura di tutti i testi in soli 4 giorni. E riuscì quindi a preservare tutte le istruzioni essenziali. E questo quindi era un esempio trovato nella vita di Lama Zompachiara. Esso ci dice che si dovrebbe fare ciò che compiace il guru. Questo è il punto fondamentale. Anziché dire ho bisogno delle istruzioni e farò così e così, si dovrebbe compiacere il guru. Questa era un'altra storia per dimostrare ciò. Andrò avanti. E il secondo punto è sul momento in cui si insegna come seguire il guru. Offrite agli studenti che hanno intenzione pure e hanno preso rifugio nei 3 gioielli questi modi di seguire il guru, in modo che possano esercitarsi nel recitarli. Ora l'interpretazione nel commentario sanscrito è che quando si parla di studenti che hanno intenzione pure, e qui intenzione significa un'intenzione pura, un'intenzione immacolata, la loro motivazione è molto pulita e pura. Come ho detto prima, quando si pratica il Dharma è molto importante per noi avere una motivazione molto pura, una motivazione che non è mescolata con le 8 preoccupazioni mondane, ma piuttosto con l'idea che si sta praticando solo il Dharma stesso. È molto importante avere una tale motivazione. Se è mescolata con varie altre cose, allora non è del tutto corretta. Quindi, come studenti che hanno intenzioni pure, che hanno preso rifugio nei 3, si intende coloro che hanno preso rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Quindi, una volta che si è preso rifugio nei 3, ecco ciò che si deve fare. Quindi ci sono le parole. Che cosa dovete dare loro? Dovete dare questo testo così che lo possano recitare, che significa che si deve dare loro questo testo su questo modo di seguire i guru e potranno praticarlo. Questo significa fondamentalmente questo testo sui 50 versi, il testo sul seguire il guru.
dovete farglielo recitare e memorizzare. Quindi recitare significa memorizzare. Ciò che dice il commentario sanscrito, kama significa portare alla gola e il significato qui è che bisogna recitarlo, significa che è necessario darlo per la memorizzazione, per fargli memorizzare i 50 versi e farglieli apprendere. Ora, ciò che dice il commentario di Tsongkhapa a questo punto dice: date loro ciò che bisogna dare. Ciò che dovete dare loro sono queste istruzioni su come rinunciare alla vostra all'indipendenza e seguire il guru. Questo testo sul seguire il guru, i 50 versi, dovete dare loro questi 50 versi. Quindi qual è la ragione? Per quale scopo viene dato? Qual è lo scopo del darglielo? Lo si dà per praticarne la recitazione e al fine che essi lo recitino ancora affinché venga memorizzato da loro. Quindi è fondamentalmente per memorizzare. Un tempo il guru diceva qualcosa, recitava quelle parole e lo studente le ripeteva. Il metodo era l'insegnamento orale, è una tradizione molto radicata. E in ogni caso, per memorizzare le parole, non scordarle, era necessario ripeterle più volte, ancora. E questo è ciò che si intende per recitazione, che comprenderne il significato e usare la consapevolezza e la presenza mentale e l'evitamento per fare correttamente ciò che dovrebbe essere fatto, riformulando ciò che non dovrebbe essere fatto. Così che dovrebbe essere insegnato come seguire il guru, offrendo i 50 versi così che gli studenti possano attuarli. E quali studenti sono adatti per ricevere questo, per riceverlo? Che tipo di studente dovrebbe essere il ricevente? Gli studenti dovrebbero possedere 2 qualità, quindi gli studenti hanno 2 qualità o 2 proprietà. Quindi le 2 proprietà sono queste. La prima è che hanno preso rifugio nei 3 gioielli. Ho letto che la domanda rispetto al varcare la soglia del buddismo è se si è preso rifugio o meno, come hanno detto i maestri Kadampa del passato. Quindi analogamente, poiché la soglia del buddismo è il rifugio, la prima qualità è che si sia preso rifugio. Questi sono i 3 gioielli. La seconda è che bisogna avere una motivazione pura. E così l'Ama Tsongkhapa spiega questo, nel senso che devono aver risvegliato i 2 tipi di bodhicitta dell'aspirazione e bodhicitta dell'impegno, e averle risvegliate correttamente. Ciò dimostra che il testo insegna che la mente deve essere ben addestrata negli stadi del sentiero comuni sia al mantra che al veicolo della trascendenza. Per questo motivo, allo studente che ha il rifugio dell'aria e possiede la bodhicitta dell'aspirazione e dell'impegno, dovrebbe essere dato il testo sulle 50 stanze di devozione al guru per recitarlo e memorizzarlo. Ora, dopo questo dice, per renderli ricettivi al Dharma. Ciò significa che dopo aver insegnato loro come seguire il guru, dopo aver dato i 50 versi da memorizzare e averli imparati, solo allora poi potete renderli ricettivi al sentiero del mantra. Ciò significa che dovete dare loro iniziazione affinché possano essere un veicolo appropriato, ricettivo agli insegnamenti. E quindi in questo modo prima devono addestrarsi nel sentiero comune. E poi, se desiderano intraprendere il sentiero del mantra, gli studenti del Vajra dovrebbero stabilire una connessione con il maestro di Vajra in questo particolare modo. E quindi date loro questo testo sui 50 versi come via d'accesso al sentiero del mantra prima che ottengano l'iniziazione. Quindi quando parlate di quando dovreste studiare questo testo dei 50 versi, qual è il momento in cui dovreste studiare le 50 stanze? Qual è quel tempo? Ora, ci sono 2 modi diversi per spiegarlo. Si trova una spiegazione di Magyolo Chawa e una spiegazione di Naropa. Quella di Naropa dice che quando il maestro e il discepolo stabiliscono una connessione, prima di farlo si dovrebbero ricevere gli insegnamenti. Prima di stabilire una connessione con una iniziazione, si dovrebbe prima di tutto prendere i voti Pratimoksha, i voti del Bodhisattva. Quindi, quando lo studente chiede al maestro di dare l'iniziazione e di impartire insegnamenti di Dharma, il maestro dovrebbe chiedergli: hai preso i voti del Bodhisattva Parakimoshin in passato? Li hai praticati prima? Se li hai praticati prima, accetti di continuare a praticarli?
Se non si è ancora praticato, oppure se hanno praticato un po' prima e si accetta di continuare a insegnare il mantra segreto Vajrayana, allora si dovrebbe insegnare loro le 50 stanze di devozione al Guru. In ogni caso c'è Drogmi Lotsawa che dà una spiegazione e anche la spiegazione di Magyo Lotsawa, e similmente anche Jetson Kappa dice lo stesso nel suo commentario, che il grande Lama Drogmi dice durante la preparazione si dovrebbe offrire rifugio alla bodhicitta. Questo durante l'iniziazione, quindi durante la preparazione si offre il rifugio alla bodhicitta e nel giorno successivo si offre la iniziazione principale. E quindi la mattina dello stesso giorno si deve prima offrire gli insegnamenti sulle 50 stanze di devozione al Guru. E poi c'è Magyo Lotsawa, dice che nella tradizione di Naropa, che dopo aver praticato il sentiero comune, prima che possano divenire maestro e discepolo di Tantra, prima di farlo, prima di stabilire una connessione come maestro e discepolo tantrici, è necessario insegnare il testo dei 50 versi. Questa è l'intenzione di Naropa. E quindi l'idea di Jetson Kappa è che l'intenzione di Naropa sia la migliore, la considera preferibile. E similmente dice anche che questo è un punto molto importante. Queste indicazioni di Naropa sono in accordo con il Tantra Kriya, perciò è un punto importante. E Jetson Kappa indirizza anche una questione particolare. Insegnare 50 versi prima di un'iniziazione può non andare bene? La ragione per questo è che qui c'è tanto contenuto in relazione al mantra segreto, quindi se si insegna a qualcuno che non sta ricevendo un'iniziazione, c'è forse il pericolo che si riveli un segreto? Ma Jetson Kappa dice che non c'è un problema, perché questo testo non ha molta terminologia particolare tantrica, è solo una spiegazione generale sul mantra segreto. Ci sono molti termini in relazione sia al sutra che al tantra, non è una spiegazione particolare relativa al mantra segreto. Quindi se dai qualche spiegazione su questo mantra segreto, ma sono spiegazioni brevi e sono poche, non sono chiare, non c'è un problema di rivelare segreti. Per esempio, prima che il guru offra l'iniziazione, il guru deve analizzare gli studenti. È possibile che sorgano ostacoli e quindi potrebbero offrire una meditazione su una divinità particolare prima dell'effettiva iniziazione. C'è una puja del fuoco particolare in fronte ad una Vajradakini e quindi questa è una pratica tantrica, ma fare questo semplicemente non è rivelare un segreto. In sé fare questo non significa rivelare il segreto. Comunque sicuramente non va bene insegnare le 50 stanze di devozione al Guru a chiunque. Si insegnano solo a qualcuno che è già entrato nel sentiero comune. Deve davvero entrare nel mantra segreto, qualcuno che vuole davvero praticare il mantra segreto, ma se si insegna a qualcuno che non desidera praticare davvero il mantra segreto, che vuole solo ricevere insegnamenti sui 50 versi, che desiderano solo conoscerli, che vogliono fare delle ricerche e pensano in questo modo, non hanno interesse a praticare personalmente, ma vogliono solo conoscere le intenzioni del testo, vogliono solo fare delle ricerche, conoscere le origini del testo e chiedono di ricevere insegnamenti sulle 50 stanze di devozione al Guru. Si deve pensare se si dovrebbe o meno dare quegli insegnamenti. In un modo dovrebbe essere qualcuno addestrato sul sentiero comune. E quindi dare insegnamenti non comporta pericoli di rivelare segreti sul mantra segreto. In accordo a quanto dice Dradrapa Gyatso, l'interpretazione di Lama Tsongkhapa, breve, i 50 versi di devozione al Guru è la destinazione di tutti i punti degli insegnamenti del Buddha Vajradhara
è simile ai sutra sul seguire il guru, e se si prende in accordo alle pratiche di Marpa e Naropa si è entrati in 1/10 nel Tantra. Prima di ricevere l'iniziazione si dovrebbe ascoltare 50 versi sulla devozione al guru, memorizzare le parole e comprenderne il significato. Una volta verificato il significato, è cruciale praticare i modi di servire il guru nella propria pratica concreta. Dovrebbe essere qualcosa di integrato nella pratica, compreso completamente nella mente, che viene riportato alla mente immediatamente, di cui si conoscono, si comprendono le ragioni. Ci sono diverse ragioni per cui ciò è importante e credo sia utile menzionare alcune citazioni di maestri indiani nei commentari di Tantra, per esempio il maestro Shradakavarma, che scrisse un testo, La distillazione dell'entrare nel significato dell'insorpassabile Yoga Tantra, e ciò che dice è che la distillazione di tutto il Tantra è insegnato nelle 50 stanze di devozione al guru e così via. I 50 versi si dice talvolta che siano di Ashvaghosha, altre volte di Vapilla. Qualcuno dice che Ashvaghosha e Vapilla siano la stessa persona, altri dicono che siano persone diverse. Comunque sia, l'autore Vapilla certo non scrisse la sua propria idea personale, combinò tutti i punti sul servire il guru che sono sparsi nei vari tantra. È una distillazione dei punti cruciali, per cui, esplicando i punti cruciali, la sua pratica diviene focale e diviene facile praticare, per cui si dovrebbe studiare questo testo prima di entrare e in particolare prima di ricevere iniziazioni. Similmente il commentario lungo sulla caduta e radice di Acharya Jinandeva, insegnato da Atisha, parla anch'esso di questo e dice: dopo aver ricevuto l'iniziazione studiate le 14 cadute radice, le 50 stanze di devozione al guru e così via. Dovrebbe essere l'insegnante dovrebbe offrirle, altrimenti ci sarà l'offesa al guru. Qui sta dicendo l'ordine è leggermente diverso, dice dopo aver offerto l'iniziazione bisognerebbe offrire agli studenti insegnamenti sulle 14 cadute radice, sulle 50 stanze di devozione al guru, e deve insegnarli assolutamente ai praticanti del mantra segreto, e se non li insegni bene è un'offesa al guru. Quindi se per un'iniziazione il guru pone sulla cima del capo il vaso solamente e non insegna, no, si devono assolutamente insegnare le 14 cadute radici e le 50 stanze di devozione al guru. Se non lo si fa, ciò è un'offesa da parte del guru. Quindi c'è anche un testo sul sentiero della visione della talità, scritto da Sri Jananam Bajra. Questo insegna anche, dice, fa studiare anche come tenere le radici secondarie e anche i 50 versi, così che quindi samaya, radice e secondarie, così che si possano praticare e mantenere propriamente. Quindi queste sono citazioni di maestri indiani e anche parole di maestri tibetani, e ce ne sono tanti, non abbiamo il tempo di menzionare tutti. Ora dovremo pensare nei termini della tradizione Kagyu. Vi sono le domande e risposte di Dosum Khyampa con Gampopa, e dice se chiedi che cos'è il sentiero del mantra segreto, parla del sentiero del dato e di ogni cosa, e la prima cosa bisogna offrire l'iniziazione per maturare. Si deve dare l'iniziazione del vaso, l'iniziazione segreta, l'iniziazione della saggezza prajna, l'iniziazione della quarta parola. Sono le 4 iniziazioni, quindi si attraversano tutte e 4 le iniziazioni
e poi si studiano le 14 cadute radici e le 50 stanze di devozione al guru. Dopo aver ricevuto l'iniziazione si deve studiare, apprendere le 14 cadute radici e le 50 stanze, quindi si fanno la prima fase di creazione del sentiero, di liberazione, la fase di completamento con l'elaborazione, quindi prima le iniziazioni, poi dice che si devono studiare 50 versi e le 14 cadute radice. Quindi 50 versi, quando si insegnano, quando si parla di insegnare le 14 cadute radici e 50 versi, allora insieme, allora si parla prima di insegnare le 14 cadute e dopo i 50 versi. Quando invece vengono insegnati separatamente, allora si insegna prima, insegno prima i 50 versi di devozione al guru, che non sono collegate così strettamente con le 14 cadute radici. C'è una parola lì sotto che dice quando insegni i due assieme debbono essere insegnati dopo l'iniziazione. Quando se ne parla separatamente, i 50 versi al guru devono essere insegnati prima e poi le 14 cadute radici, ma una contraddizione tra questi due. Comunque parliamo del dopo l'iniziazione, che è quando viene insegnata la connessione dell'iniziazione con le cadute radici. Comunque sia, prima c'è l'iniziazione, successivamente si studiano le cadute radici e le 50 stanze di devozione al guru e poi si offrono le istruzioni nella fase di creazione e poi si insegna la fase di completamento. Questo è quanto dopo Rinpoche disse a Dusen Khenpa. C'è un truce di Pamo Kondrup intitolato La lampada preziosa e dice: quando entri dal portone del mantra segreto Mahayana, con tutte le qualifiche dovrebbe conferire le 4 iniziazioni propriamente, poi si studiano i 50 versi di devozione al guru e anche le 14 cadute radice, detto da Pakmon Drupa Dorje Gyapa, che dice quindi di studiare 50 versi e le 14 cadute radici dopo aver ricevuto l'iniziazione. Questi quindi sono dei guru del Dapo Kagyu. Purissimo Gampopa e il suo discepolo Pamodrupa con le qualità incomparabili. Entrambi dicono che è importante studiare le 50 stanze di devozione al guru e le 14 cadute radici. Un segno che mostra il livello di quanto le 50 stanze di devozione al guru sia studiato. Il livello a cui è studiato è se il lignaggio e se i maestri precedenti in quel lignaggio hanno scritto qualcosa. Si possono scrivere commentari su questo testo. In tradizione Kagyu il primo commentario sembra essere quello di Shendan Dorje, credo, e questo commentario in Ngok Shendan Dorje è quello letto sia dal settimo Karmapa Chodra Gyatso e da Khema Khentung Yunche Dorje. Lo hanno letto entrambi, ma questo è nella tradizione Kagyu, prima tradizione Kagyu. Quindi Ngok Shendan Dorje è un importante detentore del lignaggio della trasmissione delle spiegazioni di Marpa, quindi penso è importante per la tradizione cercare questo testo e ritrovarlo. Karma e Kagyu Kanchen Ryunchen Dargye, commentario breve sulle 50 stanze intitolato La luce che disperde l'oscurità, che scrive nel colophon: ho preso il commentario La luna bianca brillante di Pakmo Drupa come base e il commentario di Gyan Chumpa come significato. Quindi sulla base di questo deve esserci stato un commentario sulle 50 stanze scritto da Palmo Drupa, che però non è nella collezione dei lavori di Palmo Drupa, e menziona anche il commentario di Gyan Chumpa, che fu probabilmente studente del settimo Karmapa Chodak Gyatso, Gichumpa Namkya Gyatsen, e questo è un commentario particolare perché combina i versi per un novizio e i 20 versi sui voti e
cadute radice del mantra. Mette insieme tutti questi testi. Ho ricevuto una copia di questo di Gyatso Namkhe Gyatso. È un commentario molto particolare e la registrazione degli insegnamenti ricevuti da Kumkyen Pema Karpo. Questo dice che c'è un commentario di Lingrepa alle 50 stanze di devozione al Guru di Vavila. Quindi c'è un commentario sulle 50 stanze scritto dal Mahasiddha Lingrepa, ma non è esistente. È un altro importante commentario da trovare. In più ci sono anche le annotazioni del settimo Karmapa Chodyo Gyatso. Ci sono 2 manoscritti, uno che è un'edizione preparata da Surman Khenpo Pema Namgyal. Questo in seguito venne pubblicato uno, e il secondo è stato trovato più tardi, successivamente, nella biblioteca di Drepung. È un manoscritto leggermente diverso dall'edizione stampata, il significato è diverso e questo è un altro commentario. Si aggiunge anche nella collezione dei lavori di Jamyang Kongtrul Rinpoche, c'è come un'aspirazione, un riassunto dei 50 versi, e questi sono quelli che ho visto io degli insegnanti Kagyu, tra quelli scritti degli insegnanti Kagyu. Inoltre, tra i commentari tibetani, primi commentari tibetani, quello di Jetsun Dropa Gyatso, Delucidazioni, poi c'è quello di Drogon Chöpa Palmo, riassunto. Questi sono i primi scritti, e il più importante è quello che è maggiormente conosciuto, è quello di Jetsun Kappa. Ve ne sono anche 2 di Sakya, commentario di Sarchen Loswawa, anche uno del Sakya 27esimo Dakchen Jankong Ameshap. Altri commentari principalmente sono scritti dagli studiosi Gelugpa e molti scritti basandosi sul commentario di Lama Tsongkhapa. In breve, per riassumere le ragioni per cui dovremmo studiare le 50 stanze di devozione al Guru, quanto dice Lama Tsongkhapa è che, a prescindere dalle fondamenta del grande veicolo, ciò che è importante è seguire il Guru. Seguire il Guru o seguire l'amico spirituale è la stessa cosa. È insegnato essere importante ed è insegnato in molti testi, in particolare tutti i siddhi dei praticanti Vajrayana derivano dal Guru, pendono dal Guru. In molti modi viene detto insistentemente che è importante il modo in cui seguiamo il Guru. La radice del sentiero dipende dal fatto se segui il tuo maestro di Vajra o meno. Se si crede che facendo qualche pratica di Guru Yoga, il Guru Yoga in 4 sessioni o il Guru Yoga in 6 sessioni, se si fa solo del Guru Yoga, non è necessariamente scontato che si conoscano i precetti. Quindi studiare questo testo significa prenderlo ben bene, e dopo averlo studiato, il solo studiarlo non vi è di beneficio. Dopo averlo studiato c'è bisogno di applicare la consapevolezza e la presenza mentale per ricordare e mantenere a mente le regole date dal Vajradhara. Facendo così, quindi, si riducono al minimo i nostri errori, e quando commettiamo degli errori ci si può pentire e si può ristabilire la nostra pratica, ci si può confessare e così via. Questo è ciò che viene detto, quindi questo punto è molto importante. Ora continuerò sul come rendere lo studente ricettivo dopo aver ricevuto insegnamenti su questo testo, e quindi offrire loro mantra e altro, renderli ricettivi al puro Dharma, farli leggere e ritenere le 14 cadute radici del Samaya. Qualcuno dice che c'è una trascrizione differente in tibetano, per questo in ogni caso qui dice offrire mantra e così via. Se si prende il commentario sanscrito come base, qui significa offrire un'iniziazione,
mantra, mudra, recitazione, quanto è in relazione al mantra, iniziazione, insegnamenti, mudra, include tutto, renderli ricettivi al vero Dharma. Significa qui, il vero Dharma significa il grande veicolo del mantra, il Vajrayana, renderli ricettivi, farne un contenitore appropriato. Quindi vero Dharma non significa Dharma in generale, ma il mantra segreto, renderli ricettivi. E poi parla di cadute radice, dove radice significa primarie, le principali cadute sono non virtuose, sono cadute, vengono chiamate cadute radice, le cadute principali nel mantra, che sono non virtuose e prescindendo da esse si cadrà negli inferni. Per questa ragione vengono chiamate cadute radice. Ve ne sono 14 qui, le cadute principali, insegnate principalmente nel mantra insuperabile. Se vengono contate sono 2 serie di 7. Criticare il maestro, trasgredire gli ordini dei Tathagata, insultare fratelli e sorelle di Dharma, abbandonare gli esseri senzienti, abbandonare l'impegno di bodhicitta, creare il karma di rigettare il Dharma, insegnare ad esseri non ricettivi, abusare degli aggregati. Ve ne sono molti e non c'è bisogno di fare la lista completa. Bisogno di insegnare il testo che insegna le 14 cadute, il che significa recitarle, farle leggere, recitarle, ritenerle, comprenderle mentalmente. C'è bisogno di memorizzarle e comprenderne il significato. Se prendiamo questo secondo il commentario di Jetson Kappa, essere addestrati nelle fasi del sentiero comune e aver appreso i modi per seguire il guru, se gli studenti continuano, devono essere resi ricettivi, offrendo i mantra e così via, le iniziazioni e tutto ciò. E qui ci sono molte spiegazioni della parola mantra, che ha il significato di proteggere la mente, come è inteso solitamente. Il commentario menziona molti di questi significati, ma non dobbiamo vederli tutti. In breve, dopo aver offerto l'iniziazione, il guru deve assolutamente insegnare i precetti dei voti tantrici, e dopo che il guru li ha insegnati, gli studenti devono apprenderli. Prima di ricevere l'iniziazione potrebbe essere il caso che non sono stati ricevuti i precetti dei voti tantrici e non sono stati studiati. In generale nel mantra ci sono molti precetti, ma i principali sono le cadute radice. Leggere le parole delle 14 cadute radice, leggerle e ritenere, tenere a mente il loro significato. In realtà vengono dette cose semplici. Nella via del Bodhisattva è detto: all'inizio si dovrebbe leggere il sutra di Akosagarbha, le cadute radici sono lì insegnate nel sutra di Akosagarbha. Dopo aver preso i voti del Bodhisattva, la prima cosa che si dovrebbe studiare è il sutra di Akosagarbha. Così dice la via del Bodhisattva. E similmente, dopo aver preso i voti del mantra segreto, bisogna studiare i precetti. Non dico che non si debbano studiare anche gli altri precetti, ma per primi si dovrebbero conoscere i precetti delle 14 cadute radici, che sono i più importanti. Qui alla fine, questa è l'ultima stanza, questa è la conclusione degli insegnamenti. Attraverso l'infinite virtù che ho così compiuto, scrivendo ciò che accresce il beneficio senza errore per tutti gli studenti che seguono il Guru, possa ogni essere senziente divenire rapidamente un vittorioso. Se spieghiamo questo in accordo all'interpretazione del commentario sanscrito, così qui significa agire nel modo programmato, nel modo definito, i modi per seguire il Guru, che significa che coloro che servono il Guru, che seguono il Guru, dovrebbero farlo come insegnato nelle 50 stanze di devozione al Guru. Qui servire il Guru significa tutti gli studenti, significa fondamentalmente tutti gli studenti. Poi in sanscrito c'è scritto sattva, che può essere inteso sia come
tutti gli studenti o anche come gli esseri senzienti. Quindi sattva può essere sia per il bene di tutti gli studenti sia per il bene di tutti gli esseri senzienti. O si può parlare di essere capaci di praticare il tutto, perché qui si insegna la disciplina che libera dalla sofferenza samsarica e quindi tutti dipendono da essa, e quindi che può beneficiare tutti gli esseri e tutti gli studenti. E la parola ciò che significa ogni virtù, ogni azione virtuosa compiuta. Quindi le virtù compiute, tutte le azioni virtuose compiute possano essere di beneficio per tutti gli esseri, tutte le persone. Esseri qui significa persone. E la parola vittorioso alla fine significa qui il Buddha, perché è il vittorioso, ha vinto i misfatti. In ogni caso possa il mio recitare, scrivere questo testo, ogni virtù raccolta, portare gli esseri in uno stato di buddhità, vittoriosi su ogni misfatto. Significa questo, giusto? E prendendo questo in accordo al commentario di Lama Tsongkhapa, spiega praticamente nello stesso modo. Queste 50 stanze di devozione al Guru, scritti per il beneficio di infiniti esseri senzienti, per l'infinita virtù del comporre questo testo, che io, Bhavela, ho accumulato con questo, possano non essere solo per me, possano tutti gli esseri senzienti ottenere così lo stato dei vittoriosi. Questa è la dedica. Quindi questa è più o meno la conclusione del testo delle 50 stanze di devozione al Guru. Leggerò qui qualche parola dall'inizio delle 50 stanze che forse saranno di aiuto. Quindi riguardo alla questione se ho ricevuto la trasmissione, nel passato ho ricevuto la trasmissione da Sua Santità il Dalai Lama, l'ho ricevuta più volte da lui, credo, e l'ho ricevuta poi qualche altra volta. Quindi darò qui la trasmissione e penso che ciò possa beneficiare voi tutti. Sua Santità il Karmapa offre qui la trasmissione delle 50 stanze di devozione al Guru. His Holiness Karmapa offers here the transmission of the 50 verses on the Guru. Originariamente avevo pensato che ci sarebbero voluti 3 anni per insegnare le 50 stanze di devozione al Guru, ma è un testo breve, sarebbe strano studiarlo in 3 anni, quindi quest'anno l'abbiamo completato e in futuro, come ho detto prima, come dice lo stesso testo, dovreste conoscere le 14 cadute radici, per cui c'è l'oceano del Samaya, del terzo Karmapa, Orgyen Dorje. Certo, ci sono molti testi sulle 14 cadute radice, ma per noi l'oceano del Samaya, di Orgyen Dorje, è nella nostra tradizione. Quindi se non ci prendiamo noi stessi cura dei nostri testi particolari, nessuno lo farà. Per questa ragione penso che in futuro, se avremo la buona fortuna, quindi l'anno prossimo, studieremo questo testo. Questo è il programma. E la cosa principale è che negli insegnamenti di primavera, durante gli insegnamenti Arya Cima, dobbiamo decidere insieme sugli insegnamenti di primavera e parlarne insieme. Parlando dei 50 versi dei 50 versi di devozione al Guru, come ho detto parecchie volte, c'è da pensare come praticare in accordo a quanto insegnato nelle 50 stanze di devozione al Guru. Se avete questa DNA, non è
che non ci siano insegnanti con tutte le qualità del guru di cui si è parlato nei 50 versi. Abbiamo la buona fortuna e abbiamo anche i buoni meriti, e perché poiché li abbiamo accumulati che ci sono dei guru autentici ancora presenti da noi fino ad oggi. E questo è il nostro campo per noi, nel quale raccogliere i nostri meriti. È come un gioiello che esaudisce desideri, per esaudire i desideri in questa vita e nelle vite future. Ci sono tali guru presenti. A noi quindi rendere significativo il nostro servire il guru in questa vita. È per beneficiare noi stessi per il futuro, è come per noi andare su un'isola con un gioiello e tornare a mani vuote se non lo facciamo. Ed è per questa ragione proprio che la prima cosa per noi è studiare come seguire il guru. Il guru ci deve insegnare e noi dobbiamo studiare e mettere insieme le cose. E non è che possiamo fare esattamente, letteralmente, come al giorno d'oggi, rispetto ai tempi dei grandi guru del passato, ai tempi moderni, ci sono stati grandi cambiamenti. Se dovessimo dire che va fatto tutto come era fatto in passato, una persona sarebbe un po' testarda, sarebbe un po' una testa dura. Ma i punti principali, i punti critici, assolutamente dobbiamo conoscerli, abbiamo bisogno di conoscerli. Se pratichiamo le 50 stanze di devozione al guru, conoscendo i punti critici, possiamo studiare beneficiando, e tutta la nostra vita prenderà significato, sarà significativa. E poi c'è anche l'accumulare i desideri per questa vita e per le vite future. È importante questo, dovremmo tenere questo a mente. E questa è la ragione per cui ho accettato di insegnare le 50 stanze di devozione al guru. Come ho già detto, tra i Dharmakagyu c'è una grande enfasi su questo testo, le 50 stanze, e non c'è solo un'unica citazione riguardo di questo. Anche al tempo dell'8° Karmapa e del 9° Karmapa, e lo stesso anche nella tradizione Khenzo. Ci sono delle scuole di Tantra per studiare in particolare il Vajrayana. In quelle scuole studiano le 50 stanze e le 14 cadute del Vajrasamaya. Ciò sta scritto nel loro curriculum. Quindi da ora, poiché vedo questo è importante, io stesso lo vedo, e non è che sono solo io che l'ho pensato, sto seguendo quello che hanno insegnato i guru del passato, in precedenza. Ed ora io lo posso capire, quindi credo sia beneficio per tutti voi tenere questo a mente. Quindi adesso la cosa migliore è recitare il testo e poi fare l'offerta del mandala. Quindi prima recitiamo l'offerta del mandala e poi facciamo l'offerta del mandala. Poi giunse 용 강나가 신도 해버려 주변이 대단되는 라마르지 대신 상계 탐지를 따도 진번이도 대신 상계 사람 사이인데 서령으로 저도 이 대외로만 인지도 주름서 배연데 로변단에 도시 타대 받는 미다고 최대신의 딩지비 드만 거버 미잖아 함도 되는 შემ버스 고민자와 메조 로르셴보 가슴이 라메카는 베리니 르고이니 미누제라 쓰기데 라만레는 우르도 토리단의 대화도 대외배와 탐지기 라메카는 담이지 라메제네 소시 라메두와 라마시 대권의 녀시도 냐버샤베 다도서 매den도도 원로단 주도르다다 장바다电了 강조 개버는 라샤니어를 미저 라마탄의 라마를 녀단 두고는 미저 다도 대샤와 단계 비숨 서버지 치말라선 도와던 电了 강조 경원 차다 저버 마다 라멘도 미저 양라니에다 가다도 로다로 뭐 미저 담기 저 마보는 태베니 그렇도 미저 뒤디 电了 다와다 구베이는 도버지 체주지제 람도니 고아도는 뒤르저 소변기는 통준의 로드데비 류주다 까왈라서 데미지 소미세네 다미자 깜버트도 류주다 지대녀와 라서바 차는 건도 저외제 대신 타는 지들자 대 천주면에는 민들 생아 덴베자
Shenda kuwe kubar chawe ji kebar chini tsige jo lama la ne kaze shu kashi ji jeje la tema jar shi miying ba. Lame gowa nyebar jo guida luba laso ba. Labe khanen gabar chi chawa sinin jaba yi tsida ke ne debar jo dudu tuwa ran dukwa ta kuso sushi tamba ta pizu tema jawa yi nyeso jo la shusung ta. Nyingur joba tamze li yine nga ye mebar cho ngwasan jishin tamba yi pama sabi tsune jigwa laso shawa kun. Gigwa laso shawa kun. Tebe dudu bawa cha shen tenze chawa na ranga talan dowa che ramne kingur jisi da loma dyu da cheba na yudir lama neba na jema nawa mi jawa jenye so le jito ba te kuin lama namla wul te taba lana ne shenda la ne chidri cha lame loma lomra ming loma lame dyu do mi nyingur ta da dangwa da chaso cheba dobar cha lobe la ne kongbyun da lame kya ne kanza wa te la dyu di la ngi ki lo da dembe la war cha tenpa jeme kyuba da ranga kunjue la zo mi pingi rangzue len deba gawe pinsu dobar cha 나외 라메 차warla 뒤디 제마 나와야 까바는 제시게 게심되라 딩미준 드마 마와 지시고 라마 게시 그인제 미에 지고 바와니 대다대라 베르지 로빈 무릎 로빈 제나시 도진즈면 이소 세는 거 보탐지 라마 요소 예버지 사바타브 로마는 구조스는 잡서라 라메 제수 주관은 카드 샤와 짐버지 대내 가서 집에 담전녀도 전에서 사회동을 주신 라던 집은이도 대다를 라메지주 로마는 말루핑기 주민디 집에 개와타야 다가 지서버 디는 조금 유도 계규지 라망고 주바 로벤시 뭐 땅에 잡아 조서 야가르기 캠보 페마카라 와르마다 슈징게 라조 gelaurin 제사비 규진 슈데된 라바바오